Ciao a tutti, sono Marco Porzionato e questo è il mio negozio di bici, Porzionato Ciclonoleggio. È la sesta stagione, quindi ho aperto dal 2015 e prevalentemente noleggiamo bici nel Delta del Po per escursioni varie nelle zone più belle del Delta, ovvero Via delle Valli, il giardino di Porto Caleri e le Foci dell'Adige, nel Delta del Po, dove ci sono circa 600 km di piste ciclabili lungo gli argini dei fiumi. E si lavora prevalentemente 6 mesi che vanno da maggio fino a ottobre. I turisti prevalenti del Delta del Po sono tedeschi, olandesi, anche qualche francese, però per la maggior parte tedeschi. Ai turisti consiglio di fare una vacanza completa, nel senso di non fare un mordi e fuggi, ma magari di prenotare una vacanza di una settimana qui, dove in una settimana si può andare al mare, visitare lagune, valli, girare in bici, canoa e anche fare escursioni nelle più grandi città famose che abbiamo qua, neanche 50 km di distanza, come Venezia, Padova, Verona e Vicenza. Prima che aprissi io c'era già un negozio di bici qui, di un signore che dopo è andato in pensione. E allora all'ultimo l'idea è venuta tenere il negozio di bici, visto che andavano. Ogni anno cerco di fare sempre meglio, nel cercare di dare un servizio miglior possibile ai clienti. Ecco. Il mio rapporto con il Delta l'ho rafforzato quando sono andato a lavorare a Londra per 3 mesi, dove ho capito che lavorare in una città dove c'è tutto, ma che alla fine non c'è niente, perché c'è solo cemento. Hai tutti i servizi del mondo, però essendo nato qua avevo bisogno di questa natura, di questi pini. E quindi tornato ho capito ancora di più quanto importante sia vivere qui, che magari non tutti i giovani capiscono, ma qui abbiamo qualsiasi cosa da fare in realtà. L'unica cosa è che magari manca l'aggregazione di un posto dove ci sia divertimento vero per i giovani. Ecco. I miei amici sono costretti, secondo loro, per avere un futuro devono andare via da qua, ma secondo me è il contrario. Il Delta del Po è una terra ancora molto vergine, dove molti servizi ancora mancano, perché ovviamente manca la domanda, ma secondo me la domanda arriva in base anche ai servizi che puoi offrire. Io cerco di offrire un servizio sempre migliore, magari prendendo fette di turismo che prima non arrivavano, anche fuori stagione, come abbiamo visto i primi di ottobre, dove c'erano molti turisti stranieri che venivano solo ed esclusivamente per visitare il Delta in bicicletta.